Allora vi do il benvenuto a questa serata, la seconda tappa di Miss Italia per il Veneto. E mi raccomando, ricordate di votare anche qui la vostra preferita da tutte le Miss. Facciamo anche un bel toto Miss verso la fine. Soprattutto belli attivi, belli carichi, non avete scuse, non ci sono partite, non c'è nulla. Questa sera siete solo qui per noi e per Miss Italia. Ci vediamo tra pochissimo. Bellissimo, ci dà un'emozione, una sensazione realizza. straordinaria, perché mi sembra veramente qua ritornare alla normalità. Poi vedo il sindaco qui vicino a noi, Marcello Marchioro, e mi fa piacere. Buonasera. Poi lo sentirete nell'intervento che farà a inizio serata. Ma io credo che qua Sono accese, le ragazze di Tagliaschillo li hanno. beviamo un goccio d'acqua, Rocchetta ovviamente, prima di cominciare, poi cominciamo. Grazie Mario, grazie a voi. Seguiteci qui da Casale di Scodosia. Siamo tornati con Miss Italia. Buonasera, buonasera amici di Casale di Scodosia, buonasera. Ma che bello! Ma che bello! Finalmente un pubblico, e vi dirò di più. Per ogni serata quest'anno è un regalo per noi che facciamo questo mestiere. E poi, bello il palco rialzato, bello le passerelle. Ma qui ci vediamo, per voi guardare me è un po' un problema. Ma io invece guardo voi, che siete tutti belli sorridenti. Io lo so, qualcuno dice, ma perché non ti tieni la mascherina? No, qui non serve, siamo sufficientemente distanziati. Grazie. Grazie per questa accoglienza, abbiamo tante cose da raccontarvi, ma fondamentalmente siamo qui per un appuntamento importantissimo con la bellezza delle concorrenti di Miss Italia che entrano nel contesto della bellezza di questa città che ci ospita questa sera. Tutto è pronto per questa selezione, valida per l'82esima edizione di Miss Italia, con l'elezione di Miss Casale di Scadoria. Io me ne vado in un angolino perché adesso andiamo con una sigla dove andremo a vedere in anteprima le 24 concorrenti e tra loro ci sarà al termine di questa serata Miss Casale di Scadoria. Le concorrenti, a voi! Ma che belle, facciamo un applauso per loro e questo applauso arriva anche dagli amici che ci stanno seguendo attraverso Facebook su GD Ferro Team, quindi grazie all'amico Mario Bonesi, ho visto Giulia prima Urbinati che è sempre in pole position per tutto questo. Bene, per noi è davvero una grande gioia, parlo a nome dell'organizzazione del concorso, essere qui a Casale di Scodosia. Vi racconto un fatto, forse molti di voi l'hanno seguito un paio d'anni fa. Noi per tradizione abbiamo sempre organizzato, da molti anni, credo 6 o 7 anni, l'elezione di Miss Carnevale del Veneto. Dovevamo farla il 23 di febbraio del 2020, sarebbe stata domenica. Noi il 21 eravamo in ufficio, io con Paola Rizzotti, lo staff, e abbiamo cominciato a sentire delle notizie che non ci piacevano molto. Abbiamo capito che stava succedendo qualcosa di grave, abbiamo capito che stava arrivando anche in Veneto. E quindi decidemmo, anche con grande coraggio quella volta, con la persona che io fra qualche istante vi presento, di annullare la data. Pensiamo subito di annullare le miss. Le miss si muovono famiglie, c'erano tantissime ragazze, ho detto no, la prima cosa è la tutela della salute di tutti. E annullammo la data. Poi sapete quello che è accaduto, è stato annullato il Carnevale, non sono qui a Casale ma in tutta l'Italia gli eventi. E noi in ufficio da quel giorno abbiamo la fascia con Miss Carnevale del Veneto e la teniamo lì come ricordo. La nostra scommessa era quella di tornare in questa città, perché abbiamo detto noi ci torneremo prima o poi e quello sarà un momento bello per tutti quanti. E se noi siamo qui questa sera, così come prese coraggiosamente quella volta la scelta di dire ok, forse cominciamo a lavorare sull'annullamento, ha preso la scelta di essere qui questa sera e di darci la possibilità di stare insieme a voi, il nostro sindaco, il vostro sindaco, Marcello Marchioro. Vieni Marcello.
Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Io ho cercato di riassumere in poco tempo le emozioni che abbiamo vissuto 2 anni fa. Grazie. Grazie a te Michele, grazie alla Paola, grazie di aver scelto ancora Casale di Scrovia per questa selezione. Mi hai rubato un po' il discorso che volevo fare io. Noi abbiamo chiuso con Miss Italia e vogliamo 18 mesi dopo riaprire Miss Italia. Questo è un segnale di ripartenza, di presenza. Abbiamo passato 18 mesi molto difficili e questo è quello che abbiamo voluto fare per dare appunto un segno di speranza e vedere un po' di luce in fondo al tunnel. Questo non vuol dire che Miss Veneto, Miss Carnevale del Veneto non ritorna, questo è solo quello che ci siamo lasciati e abbiamo voluto, diciamo che abbiamo impiegato 18 mesi per organizzare questa serata. Comunque spero che vi divertiate, vi ringrazio della presenza, ringrazio anche tutta l'organizzazione che non è stato semplice, ma quando si decide di fare una cosa si può anche fare fatta bene. Ringrazio i miei colleghi sindaci che fanno parte della giuria e tutti gli ospiti che sono qua stasera, che magari alla fine ringrazieremo di persona e vi auguro una buona serata. Grazie, io ringrazio il sindaco. In ogni serata che abbiamo la possibilità di proporre uno spettacolo, sì, Miss Italia o altri spettacoli che organizziamo, vi ringraziamo sempre perché è un'opportunità di lavoro per questo settore. Ci siamo noi, c'è un service, ci sono dei fotografi, ci sono tante persone che lavorano a un evento come questo e siamo stati fermi davvero per molto tempo e noi siamo sempre grati a quelle amministrazioni comunali, qui ringraziamo anche la Proloco, lo faccio molto volentieri, per darci l'opportunità di stare insieme a voi, perché noi abbiamo veramente bisogno di stare in mezzo al pubblico, è la nostra vita e ogni volta che possiamo farlo siamo sempre grati a chi ci dà questa possibilità. Grazie a voi per fare il giusto vostro lavoro, stati fermi per tanto tempo, diamo anche riconoscenza di tutto il tempo che avete perso per ripartire anche più velocemente possibile e fare più serate possibili, anche perché Miss Italia bisogna sempre averla anche in tempo di guerra, mi sembra che non è mai successo. Non si era mai successo che Miss Italia si fermava, si è fermata solo storicamente, esatto, credo che non sia mai fermata. Adesso bisogna andare proprio negli archivi, però ricordo che quando comunicammo all'organizzazione che ci eravamo fermati per questo era veramente un caso straordinario. Marcello, buon lavoro. Molto per i saluti, per i dovuti ringraziamenti e auguro alle ragazze un grosso in bocca al lupo e che si divertono specialmente. Questo è un momento anche di allegria, di gioia, devono divertirsi loro in particolar modo. Grazie. Grazie. Grazie a lei Marcello, che bello. Bene. E a questo punto un ospite in questa serata che ci è venuto a trovare, adesso non farà nessun intervento, la saluteremo con un applauso e farà una sfilata in questa passerella. È venuta a trovarci, noi siamo molto soddisfatti di questo, colei che si è aggiudicata il titolo di Miss Veneto 2020, perché comunque l'anno scorso Patrizia Mirigliani disse io una finale di Miss Italia la voglio fare, perché anche questo è un segnale importante, con delle caratteristiche completamente diverse. Sono state selezionate attraverso dei casting una ragazza per ogni regione, è stata fatta una finale a Roma e noi del Veneto abbiamo una bellissima ragazza che ha vinto il titolo di Miss Veneto 2020, che si è dignitosamente fatta notare a Roma in mezzo alle tante candidate, adesso fa una bella strada come conduttrice radiofonica, come modella, la sentiremo più tardi. Per ora andiamo a vederla in questa passerella. Francesca Toffanin, Miss Veneto 2020, eccola! Poi accomodate vicino al sindaco, c'è una sedia bianca vicino a te. E adesso
Adesso si comincia, adesso inizia la gara. Cosa accade? 24 ragazze in gara, abbiamo di fronte a noi una giuria particolarmente competente, anzi abbiamo riconosciuto tanti giurati che hanno già fatto parte di giurie negli anni del Carnevale del Veneto, e vi dirò che le ragazze che si sono presentate qui a Casale hanno sempre ottenuto dei buoni risultati, e questo ci fa piacere. E ora andremo a presentarle una ad una. La prima uscita sarà con l'abito loro, l'abito proprio, poi avremo il momento dedicato all'uscita in body ufficiale del concorso, poi avremo altre sorprese nel corso della serata. Ci tengo a dire una cosa: a me dispiace non poter far parlare le nostre ragazze, le sono ragazze sveglie, in gamba, intelligenti, non le manca nulla, però le normative del Covid ci impongono di dover cambiare, sterilizzare tutti i microfoni ogni volta, ed è veramente impossibile. Allora le presento io con una scheda, poi saranno sicuramente occasioni per sentirle chiacchierare e parlare, quindi mi spiace questo, però insomma dobbiamo rispettare le norme. Siete pronti? Io mi metto da questa parte perché tanto le protagoniste da 82 anni sono sempre e solo loro, le nostre bellissime concorrenti, e colei che apre ufficialmente la selezione qui a Casale di Scodosia è Ilaria con il numero 1, prego. Indossano con la mascherina al braccio, perché loro nel dietro le quinte tengono la mascherina, la sfilano solo nel momento in cui escono sul palco. 21 anni di Lonigo, provincia di Vicenza, diplomata al liceo artistico. Poi abbiamo Laura, che è la concorrente numero 2. 19 anni di Santa Maria Maddalena, provincia di Rovigo. Poi abbiamo Francesca, la numero 3. 19 anni di Verona, Borgo Roma. Prontissima Emily con il numero 4, 22 anni di Pontelongo, provincia di Padova, studentessa in comunicazione. La numero 5, lei è Elisabetta, 26 anni di Altavilla Vicentina, provincia di Vicenza, lei fa l'impiegata. E quindi andiamo con Amaya, concorrente numero 6. 19 anni di Verona, lei fa la contabile. Quindi andiamo a Veronica, la concorrente numero 7. Veronica, 19 anni, arriva da Conegliano Veneto, quindi dalla provincia di Treviso, studentessa in ragioneria. Benedetta, numero 8. 18 anni di San Bonifacio, quindi dalla provincia di Verona, studentessa al liceo linguistico.
la volta di Antea, numero 9. Numero 9, Antea, 21 anni, arriva da Porto San Pancrazio, provincia di Verona. Studentessa in lettere storiche, fa la presentatrice calcistica. Sara concorre con il numero 10. 19 anni, arriva da Tezze sul Brente, provincia di Vicenza. Concorre il numero 11, Veronica. Veronica ha 28 anni, arriva da Ormelle, quindi dalla provincia di Treviso. Siamo con Natalia, che è la numero 12. 22 anni di dolo. Contissima anche Ilaria con il numero 13, 21 anni, di Favaro Veneto, provincia di Venezia. Alice con il numero 14, 22 anni, arriva dal Lido di Venezia. Vi ricordo sempre che in questa prima uscita le ragazze stanno indossando il capo il quale hanno deciso di presentarsi, con il quale ovviamente si sentono più a loro agio dovendo affrontare un passaggio importante che è il primo passaggio per la giuria. Poi abbiamo Emma, che è al numero 15. 22 anni, di Marola Vittorio di Quartesolo, in provincia di Vicenza, studentessa in medicina. E poi abbiamo Gloria, concorrente numero 16. Gloria, 18 anni, arriva da Vicenza, diplomata al liceo artistico. E se non ricordo male, dopo il 16 abbiamo il numero 17, Sara, 18 anni, vecchio di Precalcino, Vicenza, studentessa a un istituto di grafica. E poi c'è Beatrice, la numero 18. Beatrice ha 19 anni,
arriva da Mira, quindi dalla provincia di Venezia, diplomata all'Istituto Tecnico per il Turismo. E andiamo con Maila, numero 19. 21 anni di Borgo Veneto, provincia di Padova, studentessa in Scienze dell'Educazione. Ed è la volta di Susanna, concorrente con il numero 20, 26 anni di Romano Dezzolino, provincia di Vicenza, receptionist. Andiamo con Maria Sole, concorrente numero 21, 18 anni di Treviso, studentessa in grafica e comunicazione. Poi andiamo a conoscere Serena, che concorre con il numero 22. Vent'anni di Unione Veronese, provincia di Verona, studentessa in biotecnologie e make-up artist. Gloria, numero 23, 23 anni, Salzane, provincia di Venezia. Ha un'attività molto difficile ma che dà tante soddisfazioni, che è quella della mamma. La concorrente numero 24, Jennifer, 22 anni di Rivoli Veronese, receptionist. Grazie, facciamo un bel applauso, veramente molto carino, molto bello. E poi vedete, c'è il bello di Miss Italia, lo si nota che ci sono ragazze che ovviamente hanno già una certa dimistichezza con la passerella, altre invece che magari è la prima volta che affrontano un palcoscenico così importante. Vi posso garantire che Miss Italia crea un'emozione, ce lo dicono le ragazze quando si sta così insieme, si condivide qualche ora, capita nel camerino, ti regala un'emozione particolare, ti rendi conto che questo concorso fa parte della storia del nostro paese. Pensate a quante donne dello spettacolo sono passate su una passerella di Miss Italia, e alcune lo fanno perché ovviamente approfittano delle grandi opportunità che Miss Italia offre, altre invece lo fanno veramente per la soddisfazione di provare a calcare questo palco. Forse è l'aspetto più bello di questo concorso ed è la caratteristica che ha Miss Italia. Io prima di proseguire devo presentare la giuria, ma prima vorrei portare il saluto da parte di Patrizia Mirigliani, perché ci ha mandato
stato un appunto da leggere nelle selezioni, io lo faccio molto volentieri. Rivolgo il mio saluto a tutte le persone presenti ed esprimo soddisfazione e gioia per essere qui rappresentata dalle ragazze di Miss Italia. Viviamo insieme stasera un momento importante del concorso. Non siamo semplici spettatori di queste giornate in cui si scandiscono i tempi della riapertura, della ripresa e della rinascita del nostro paese, del ritorno alla normalità. Siamo protagonisti, la storia siamo anche noi, oggi come nel 1946, oggi e lungo gli 82 anni di questo cammino. E siamo qui in prima fila perché non possiamo più aspettare, la bellezza non può attendere. Fate l'applauso, così mi coprite il foglio che è qua. Anzi, si riparte da qui, tutti invocano l'energia, lo slancio che nasce dalla bellezza, dal senso positivo della vita per rimettersi in marcia dopo i lunghi mesi di rinunce e di dolore causate dal Covid. Ci siamo inoltrati sulla strada giusta, ma non siamo completamente al sicuro e quindi responsabilmente rispettiamo le regole ancora in atto. Allontaniamo però da noi finalmente espressioni come coprifuoco, preferiamo ammirare l'Italia delle regioni in zona bianca e assistere al ritmo spedito delle vaccinazioni che vedono anche i giovani in fila in attesa del loro turno. Plaudo a Martina Sambucini, la ragazza romana Miss Italia 2020 che ha svolto il proprio ruolo con grande dignità in un anno di eccezionali difficoltà, è stata premiata dal mondo della comunicazione e dello spettacolo. Il suo successo, per certi versi, ricorda quello delle Miss degli anni dopo. Plaudo alle aziende sponsor e ai responsabili regionali del concorso che hanno condiviso con me la pazienza dell'attesa, pronti a ricercare le soluzioni per il normale svolgimento delle selezioni. E saluto le 10.000 ragazze che in questi ultimi 2 anni si sono iscritte a Miss Italia. Stiamo studiando le modalità e i tempi della loro partecipazione, come ci stiamo occupando dei dettagli delle fasi finali dell'edizione 2021. Stiamo riprendendo la nostra vita, siamo felici di farlo qui con voi. Patrizia Migliani. Grazie Patrizia per questo bel messaggio di speranza che, sindaco, detto in questa piazza ha ancora più valore, credo, detto in questa location ha ancora più valore. Adesso vado a presentare i giurati. Tengo a precisare una cosa, che Francesca Toffanini di Veneto è seduta tra i giurati ma non vota, anche perché tra l'altro anche lei per diventare Miss Veneto ha fatto un percorso come le ragazze che sono qui, quindi magari potrebbe conoscere alcune delle ragazze presenti, potrebbe aver condiviso con loro un camerino e un palco, quindi lei è in un ruolo, in un posto d'onore, però non ha diritto di voto. Invece, lo dico anche perché così le ragazze non l'aspettano fuori dal palco probabilmente, invece i giurati sono Marcello Marchioro, il sindaco di Casale, grazie, poi abbiamo Paolo Longhi, Beniamino Veronese, Tiberio Businaro, Modesto Lazzarini, Michele Sigolotto, Elvi Bentani, Loris Stevanato, Monica Andrella, Nadia Rosa, Flavio Beggin e Cinzia Chioetto. Grazie per far parte della giuria, perché vi posso garantire, amici, che non è semplice individuare le più belle tra le belle, perché si tratta davvero di fare questo lavoro. Voglio ricordare che questa sera ne premieremo le prime 6 e tutte e 6 accederanno alle finali regionali in Veneto di Miss Italia. Quindi per le prime 6 questa sera sarà un passaggio molto importante, perché per la marcia di avvicinamento per diventare Miss Italia cosa si deve fare? Si devono fare le selezioni, bisogna superare la selezione e essere messe alle finali regionali, la vincitrice di ogni finale regionale vale per i finali nazionali e poi arriva la finale nazionale e poi magari, ma io sono un po' scaramantico quindi non dico nulla, però non si sa mai. Allora, le 6 ragazze questa sera passeranno il turno, andranno direttamente alle finali, quindi per loro è un passaggio molto molto importante. Ma abbiamo una giuria qualificata che in questi anni, tra l'altro quando abbiamo fatto altre occasioni, sono sempre stati molto molto attenti, quindi siamo felici che ci sia una parte anche di loro che il sindaco ha pensato di invitare questa sera. Adesso è il momento importantissimo, perché le ragazze usciranno con il body e questo è il momento nel quale i giurati danno il voto definitivo. Per le ragazze è un'emozione ancora più grande, ma il vostro applauso e il vostro sostegno sarà sicuramente la spinta migliore per loro. Mi faccio da parte come sempre e andiamo con la concorrente numero 1, Ilaria. Andiamo con Laura, che è la concorrente numero 2.
Francesca, concorrente numero 3. Andiamo con la prossima, la numero 4, lei è Emily. La prossima, Elisabetta, la numero 5. Andiamo con la prossima, la numero 6. Lei è Amaya. Numero 7, Veronica. Benedetta, 18 anni. Andiamo con Antea, concorrente numero 9. Con Sara, concorrente numero 10, lei ha 19 anni. Veronica, numero 11, 28 anni.
Quindi andiamo con Natalia, numero 12, 22 anni. Andiamo con la prossima che è la numero 13, Ilaria, 21 anni. Andiamo con Alice, che è la numero 14, 22 anni. Con Emma, concorrente numero 15, 22 anni. La numero 16 è pronta? Gloria, 18 anni. Poi abbiamo Sara, numero 17. Andiamo con Beatrice, concorrente numero 18. Andiamo con Maila, concorrente numero 19. Andiamo con Susanna, concorrente numero 20, lei ha 26 anni. Maria.
Ancora 18 anni, Maria Sole. Andiamo con Serena, concorrente numero 22. Noi abbiamo Gloria, concorrente numero 23 anni. Jennifer, numero 24. Bene, facciamo un altro applauso per loro. So che voi siete incantati e pietrificati dalla loro bellezza, quindi l'applauso lo chiedo. No, ma sapete cos'è il bello? Le signore e signori che sono qui lo notano. Sapete, di solito su un palco, quando non si è a terra ma si è un po' sopraelevati, le ragazze quando rientrano dimostrano, soprattutto per i piedi, la loro tensione, perché ovviamente il pubblico non le vede, quindi si percepisce meno. Qui invece la cosa bella è che sono tutte sorridenti, quindi significa che stanno prendendo questa manifestazione con lo spirito giusto. E poi io chiedo un applauso a Paola Rizzotti dell'agenzia Modashow.it, esclusivista di Miss Italia, al suo staff. Questa è veramente una grande famiglia, non è solo uno staff che si muove per le selezioni di Miss Italia, quindi sono anche loro che riescono dietro le quinte a dare questa tranquillità e questa calma alle ragazze. Bene, detto questo io vorrei andare a ringraziare partner di Miss Italia. Rocchetta, Miss Italia beve tutti i giorni l'acqua olico minerale Rocchetta perché è leggera, stimola la diuresi e aiuta a eliminare le storie liquidi in eccesso, così ogni giorno si sente più bello. Rocchetta, acqua della salute, dà sempre l'acqua di Miss Italia e della bellezza. Miss Italia e Rocchetta, un binomio di successo. Rocchetta, puliti dentro, belli fuori, puliti. Sappiamo tutti questo slogan. Poi abbiamo Bimace, stylist ufficiale di Miss Italia. Bimace è presente sul mercato da oltre 10 anni con servizi e prodotti per parrucchieri, centri estetici e spa. La novità nel settore della bellezza e del benessere. La mission di Bimace è diffondere la cultura del bellessere insito in ciascuno di noi. Si sposa alla perfezione con l'ideale di bellezza di Miss Italia, una bellezza autentica, semplice e naturale. Gli stylist ufficiali di Miss Italia sono gli ambasciatori del bellessere, saloni all'avanguardia che si prendono cura dell'immagine dei propri clienti e del benessere dei loro capelli, grazie all'innovativo dispositivo Oxy Station e a prodotti cosmetici professionali. Quindi grazie anche a loro. Bene, allora, sì, fate, ma ci mancherebbe. Allora, abbiamo presentato all'inizio un ospite che lei pensava di starsene lì tranquilla, seduta, non fare nulla tutta la sera, invece io la vorrei che ci raccontasse un po' di lei, un po' di quello che è stata la sua esperienza a Miss Italia. Con noi Francesca Toffanini. Vieni Francesca, Miss Veneto 2020, lì c'è il microfono per te, arriva il microfono, arriva il tuo microfono. Ecco, qui Luca pronto, facciamo un applauso ai tecnici per cortesia che sono bravissimi ad allestire, soprattutto in queste giornate dove c'è fresco, sapete che c'è la temperatura ideale per poter montare le strutture, metti la medicale, e loro sono stati lì. Francesca, ma che piacere vedere. Da quanto tempo soprattutto? Ma da quanto tempo? Miss Veneto 2020. Mi devo presentare? Vai, racconta quello che vuoi. Buonasera a tutti, sono Francesca Toffanin, ho 21 anni, anzi per la verità 22. Sono Miss Veneto 2020 e sono qui questa sera come la madrina ovviamente
grazie ovviamente alla Paola e a Michele che mi hanno invitato qui questa sera. E niente, volevo dire una cosa molto importante, quello che ho detto anche alle ragazze prima in camerino. Io le ho viste sfilare qui questa sera e ho visto la tensione che c'è dietro le quinte, l'ho vissuta, e l'unico consiglio che mi sono sentita di dire a tutte le ragazze: mi raccomando, sorridete tutte quante e vivetevela proprio con leggerezza. Infatti, devo dire la verità, da giurata, anche se non ho votato come hai ben specificato prima, è stato veramente bello vedere comunque le ragazze che sfidavano. Ogni tanto arrivano anche a me gli insetti. Insettini, non ti preoccupare. Ecco, e niente, volevo fare soprattutto un in bocca al lupo a tutte le ragazze. Miss Veneto anche gli insetti a tiro, vedete? Beh, non si avvicinano neanche, a lei invece, io non ho neanche bisogno di lontano, lei invece. Vabbè ragazzi, può capitare comunque che ci siano un po' di insetti, ma per fortuna, perché questo vuol dire che siamo tornati a fare le selezioni in esterna. Esatto, questo sì. Senti Francesca, tu sei una Miss Italia in un anno stranissimo, però siete riusciti a vivere le emozioni di Miss Italia, del percorso di Miss Italia. Tu sei stata scelta attraverso un casting nazionale, ogni regione ha presentato delle candidate, una commissione tecnica composta da persone molto esperte nel settore hanno individuato la ragazza più idonea in ogni regione e poi si sono trovate alle finali a Roma. Cosa ricordi di quelle giornate e cosa ti senti essere state elette in un anno così strano per tutto quello che ci ha circondato? Quello che dico sempre a tutti quando mi presentano come Miss Veneto è: il più grande orgoglio che potessi mai rappresentare è proprio rappresentare la mia regione con un sorriso smagliante, perché non importa il risultato che abbiamo portato a casa, perché comunque eravamo in 23 ragazze quest'anno quando abbiamo fatto appunto la finale per la prima volta a Roma, ma è importante la fascia che noi rappresentiamo. Ricordiamo che ogni ragazza comunque aveva una fascia per rappresentare la propria regione e secondo me è quella più importante. 3 giorni molto impegnativi, devo dire la verità. Ti posso garantire che quando le prefinali e le finali sono comunque spalmate in 20 giorni sono impegnativi uguali, non è che erano solo perché erano concentrati, è proprio Miss Italia, è il bello di Miss Italia. È stato concentrato, è stato un po' diverso, però comunque è sempre stato Miss Italia, quindi la tensione c'era, però tra ragazze, essendo comunque in 23, abbiamo potuto creare anche dei legami che, nonostante le distanze, ancora oggi ci possiamo anche tranquillamente sentire, quindi mi sono portata a casa un bel bagaglio di esperienze e soprattutto una bella fascia come Miss Veneto. Beh, insomma, direi che le fasce restano per sempre, lei sarà sempre Miss Veneto 2020, quindi questo sarà qualsiasi cosa tu nel futuro decida di fare, se intraprendere, ha una voce splendida, conduce già in radio, quindi si sente che la persona ha... Ogni tanto sbaglio anch'io, però gli insetti... Sbagliamo tutti quanti, l'importante è far percepire meno possibile l'errore, questa è l'abilità, tutti quanti sbagliamo. Scherziamoci tutti quanti sbagliamo. Tu come ti vedi fra 10 anni? Quale sarebbe l'obiettivo? In quale settore? Perché ecco, lo diciamo sempre ragazzi, non dite mai vorrei lavorare nel mondo dello spettacolo. Lo spettacolo è fatto anche di chi strappa giustamente il biglietto al cinema, cioè però trovatevi una specializzazione, studiate, preparatevi, chi vuol fare il ballo, chi vuol fare il cinema, chi vuole fare la conduttrice, perché secondo me sotto Francesca questa passione, questa aspirazione c'è, però insomma lo chiedo a te. Beh, sicuramente comunque portare a termine il percorso di studi, vorrei laurearmi, cosa che farò sicuramente. Però sicuramente coltivare e continuare con questa passione da presentatrice radiofonica e chissà, magari un giorno anche in TV. Ma non esagerare adesso, dai. Sto scherzando. Un'ultima cosa, poi ti lascio andare in mezzo ai nostri graditissimi ospiti. Tu hai partecipato a Miss Italia, quindi hai sfilato su queste passerelle e sfilavi davanti a una giuria che ovviamente ti dava dei voti. Stare seduti lì, cosa si percepisce? Cioè, tu capisci le emozioni che hanno le ragazze sono quelle che vedi tu. Che percezione si ha da quel lato? Perché quando si sfila si pensa a una cosa, anche della difficoltà che ha la giuria a votare. Guardate che è difficilissimo, per fortuna i giurati sono tanti, quindi l'insieme dei loro gusti, di quello che riescono a vedere nella personalità della persona, l'insieme poi riesce a trovare sempre le ragazze giuste. Ma stare lì cosa si prova? Allora, è bellissimo, ma da una parte dico anche cavoli, io ci sono stata dalla parte delle ragazze e perciò comunque vederle nei camerini, vederle tranquille, vederle lì davanti, quando devi fare quel sorriso per forza, le vedi quelle che si sentono a loro agio e quelle che non si sentono a loro agio. Però è stato veramente
come si può dire, un'emozione grande, perché comunque le vedi, alcune le conosci, altre no, altre ovviamente è la prima volta, perciò stare tra i giurati nonostante non voti è veramente un grande orgoglio. Signori, lei è Francesca Toffanin, Miss Veneto 2020, e noi siamo orgogliosi che questa ragazza di questa grande squadra di Miss Italia in Veneto lo scorso anno si sia portata a casa questo titolo, perché sentite, lo merita sicuramente tutti. Grazie mille Michele, ma soprattutto grazie mille a tutto il pubblico. Poi lascia il microfono lì e a questo punto sfila per raggiungere la tua postazione. Ci vediamo più tardi per le premiazioni. Francesca Toffanin! Poi è bello per noi, perché sono ragazze che, dico per noi, insomma, parlo in plurale, perché io quando sto sul palco rappresento in realtà un gruppo di lavoro che è fatto da professionisti del settore. Paola Rizzotti, titolare di modashow.it, da oltre 30 anni fa la regista di grandi eventi moda e la sua esperienza la mette poi così a disposizione anche di queste ragazze. Noi queste ragazze, magari la Francesca un paio d'anni che ha fatto selezioni, ed è veramente bello vederle crescere e trovarle sul palco con questa spigliatezza, con questa capacità di comunque intrattenere il pubblico a parlare, per noi è un motivo di grande soddisfazione. Quindi brava Francesca e brava tante altre che non sono qui questa sera, che stanno facendo il tuo percorso. Facciamo un applauso a lei, perché lo merita lei e le tante altre ragazze che per fortuna sono uscite da questo concorso a livello regionale e stanno facendo le modelle, le conduttrici, cominciano a fare i primi passi nel cinema, e sono coloro che stanno studiando recitazione, ballo. Questo è importante. Miss Italia, come si diceva una volta, ti dà la bicicletta, poi devi sapere pedalare, però Miss Italia ti dà una bicicletta di gran lusso, una bicicletta di quelle ultra tecnologiche. Se tu ci metti del tuo, Miss Italia sicuramente ti dà quella spinta giusta, quindi siamo davvero felici di questo. Bene, adesso ma se volete fare l'applauso fatelo, anche perché siamo in diretta su Facebook, su Gini del Ferro Team, quindi la gente che è a casa noi dice, però guarda quanti applausi fanno a Casale di Scodosia. Ve lo ricordo, magari vi siete appena sintonizzati adesso, siamo a Casale di Scodosia in provincia di Padova per una selezione di Miss Italia valida per ovviamente l'assegnazione del titolo di Miss Casale di Scodosia. Dietro non c'è nulla, quindi il problema quando vieni è quando siamo nelle piscine intorno, sapete, negli alberghi, ho sempre paura di fare, tu invece così siamo abbastanza tranquilli. Adesso vediamo le nostre concorrenti cimentarsi in una sfilata di moda grazie alla collaborazione di un negozio qui della città. Ovviamente i giurati non voteranno in questo momento, questo è solo un passaggio che fanno le ragazze, quindi iniziamo con quella che è la presentazione che vi è stata fornita. La moda di quest'estate ci stupisce con tantissime fantasie, dal floreale alle righe a quelle più vistose. Giada offre presso la sua boutique capi unici di tendenza adatte ad ognuna di noi, in quanto veste anche taglie morbide, e tutto ve lo propone creando i giusti accostamenti con accessori di ogni tipo, dalla calzatura alla borsa al bijou. Le sue consulenze sono gratuite, vengono dallo studio delle ultime tendenze dei molteplici anni di esperienza. Quindi look grintosi per le vostre serate più speciali o per eventi, o semplicemente per chi ha voglia di osare. Sono le proposte di questa sera di Galleria di Stile, perché ricorda che il cambiamento inizia quando guardi la tua immagine allo specchio e sorridi. Galleria di Stile con noi ci vediamo più tardi.
Era preoccupata la nostra concorrente, guarda come non ci sei, faccio un altro giro, visto che brave, ma che bello, grazie. Vi ricordo che questi Total Look sono proposti da Galleria di Stile, un delizioso negozio situato a Ospedaletti Urano in via Roma Ovest, al numero 69, dove potete fare acquisti in tutta tranquillità, seguita dalla personal shopper, nonché titolare del negozio Giada Banzan. Cordialità, solarità, professionalità saranno a vostra completa disposizione. Potete anche visionare questi splendidi capi anche sul loro sito, in quanto effettuano spedizioni in tutta Italia. Potete seguire le novità da loro proposte anche su Facebook e Instagram. Facciamo un applauso per Giada Banzan, un applauso per la signora Giada. Bene, io vorrei a questo punto ringraziare altri amici, Bar Marsotto, bar tabaccheria ricevitoria qui a Casale, poi Santi, servizi funebri, poi abbiamo Mobile Andretto, Casale, poi abbiamo Frutta Verdura Enoteca Cesare e Simonetta, qui vicino. Mi viene da sorridere perché oggi hanno detto: guardate, vi forniamo noi l'acqua, tutto quello che serve per le ragazze, perché noi dietro in camerino abbiamo, vabbè, a parte quest'anno del Covid, io lo chiamo l'angolo dell'infermeria, perché si entra in camerino e c'è il rotolo di fazzoletti e le mascherine di riserva e l'igienizzante, il flacone formato Maxi compagnia. Tutte cose. E poi invece hanno detto: guardate, mi serve un po' di frutta, di acqua, noi riportiamo noi, e quindi noi li ringraziamo per questo gentile pensiero. E poi Duca Caffè, quindi facciamo un applauso a loro, grazie, perché comunque hanno sostenuto l'iniziativa con il comune. Beh, allora in questo momento vi svelo, magari siamo in diretta, Giulia, siamo in diretta? Assolutamente tornati operativi. Adesso che proprio io dovevo avere un buco che non si doveva vedere nulla, è tornato in diretta, cioè si è scollegato e adesso è tornato in diretta. Sapete perché? Io svelo tutto, tanto non c'è nulla da nascondere. È arrivata Paola Rezzotti con il foglio di carta dove ci sono le vincitrici. Vedo il sindaco pronto con le fasce. Ottimo, bene, hai visto. Hanno organizzato tutto. Avevo chiamato la titolare del negozio, forse non ci ha sentiti, la signora Giada, un applauso, eccola qui. Eccola qui, prego, un applauso per lei. Grazie, grazie a lei. Veramente la Paola è arrivata, la cartellina, adesso i giurati hanno fatto il loro lavoro, adesso io non so nulla. E la cosa bella questa sera, e avviene così sempre da quando c'è il Covid, come si svolgono le premiazioni. Le ragazze non possono stare qui sul palco tutte insieme, come si fa solitamente, perché dovrebbero avere la mascherina, insomma sarebbe un po' complicato. Allora loro sono dietro le quinte e sentiranno dalla mia voce le vincitrici. E usciranno qui e ovviamente chi premierà consegnerà la fascia in mano, la ragazza se la indosserà da sola. Tutto questo però avverrà dopo che il sindaco Marchioro ha da presentare degli amici, e siamo molto felici che siano qui con noi. Innanzitutto sindaco, questo colpo d'occhio di questa sera meraviglioso, gratifica il nostro lavoro. Grazie a voi e grazie a tutti per la partecipazione. È un onore per me adesso annunciare che vi ho promesso la squadra di hockey CSP San Giorgio Under 16 che hanno vinto lo scudetto domenica scorsa. Prego, venite qua ragazzi, venite tutti qua.
facciamo fare la passerella sportiva anche a dei bei ragazzotti. C'è anche il suo allenatore. Ma che belli ragazzi, facciamo un applauso più forte, forza! Fatemi sentire! La nostra società di hockey è una tradizione molto importante nel nostro paese, da più di 30 anni che abbiamo il hockey nel nostro come realtà. Loro non è la prima volta che vinciamo lo scudetto, specialmente nel settore giovanile, e sono orgoglioso di loro. Il loro allenatore, che è sempre nascosto, lui è molto premiato perché di scudetti ne ha vinti, fa sempre parte dello staff di quando i ragazzi, specialmente di questa età ma anche più giovani, vincono lo scudetto. In questo particolare caso in Prato, indoor, abbiamo anche scudetti indoor. Dunque io farei veramente un grosso applauso a questi ragazzi che se lo sono meritato, e anche nonostante le difficoltà anche loro di avere ragazzi è fantastico. Dunque complimenti ragazzi. Adesso vi farò anche a uno di loro di rappresentanza, farò anche una premiazione e una faccia. Ho già scelto io. Grazie ragazzi, complimenti ancora e grazie Vincenzo. Fatto? Grazie Michele. Dopo, se avremo tempo di fare i giusti ringraziamenti a tutti i presenti, i saluti, faremo prima di premiare la prima, passatemi il gioco di parole, fare tutti i ringraziamenti. Però insomma, grazie Sindaco. Bene. Allora, adesso facciamo una cosa. Innanzitutto facciamo fare un'altra passerella a tutte le ragazze tutte insieme, noi ci facciamo da parte e facciamo fare un altro giro di palco per prendersi il giusto tributo, il giusto applauso, e poi andremo con le premiazioni. Pronti? Eccole qui, le candidate al titolo di Miss Casale di Scodosia. Un bel applauso per loro! E andiamo a rivedere Ilaria, Laura, Francesca, Emily, Elisabetta, Amaya, Veronica, Benentea, Sara, Veronica, Natalia e poi ancora Ilaria, Alice, Emma, Gloria, Sara, Beatrice, Maila, Susanna, Maria Sole, Serena, Gloria e Jennifer. Queste sono state le grandissime protagoniste di questa serata qui a Casale di Scodosia. Eccole qui tutte insieme, bellissime. La giuria sicuramente ha faticato non poco a individuare le 6 più belle. Ovviamente la vincitrice del titolo di Miss Casale di Scodosia, poi avremo Miss Rocchetta Bellezza seconda classificata, poi Miss di Match terza classificata e poi la quarta, quinta e sesta classificata. Cosa importantissima, tutte le prime 6 classificate accederanno di diritto alle finali regionali in Veneto di Miss Italia, ma ovviamente poi avranno anche la possibilità le altre di partecipare alle prossime selezioni. Quindi per loro nulla è finito, anzi il gioco può continuare perché è un gioco importante. Però insomma Miss Italia in queste fasi è davvero anche un momento di la possibilità di stare insieme, è un gioco insomma, che deve essere preso come tale. Bene, allora io vedo Paola Rizzotti munita di fasce, quindi andiamo a chiamare Elvi Bentani e Tiberio Cusinaro, prego, per mettere la fascia. Venite. I nomi li ha decisi il sindaco, presentatore non porta pena, come dico io. Il nome, buonasera a voi, avete fatto parte della giuria, grazie. Allora, come avviene la premiazione? La fascia viene consegnata alla ragazza che chiamerò, non viene messa da voi perché ovviamente la vicinanza sarebbe troppa e quindi manteniamo le giuste distanze. Sesta classificata è la concorrente numero 4, Emily da Molin di Pontelongo, sesta classificata, ammessa alle finali regionali in Veneto di Miss Italia. Passarella per te, vai! Quinta classificata, Michele Sigolotto e Modesto Lazzarini. Buona volta insieme.
consegnare la fascia. Quinta classificata, la concorrente numero 12, Natalia Sevio di Dolo. Dove sei il numero 12? Quinta classificata, ammessa alle finali regionali in Veneto di Miss Italia. Grazie anche a voi. Quarta classificata, Nicola Moro, premia ovviamente. Avevo detto così. Ah, il campione, mi avevano detto che sarebbe stato un campione a premiare, quindi ci fa molto piacere. La bellezza di Miss Italia e la bellezza dello sport, perché in fondo sono dei binomi che a noi piacciono molto. Quarta classificata è la concorrente numero 3, Francesca Montalto di Verona. Ora arriviamo sul podio. Terza classificata, premia l'assessore Antonio Vecchione. Antonio, lo riconosco. Terza classificata, Miss B-Match. Abbiamo ringraziato prima B-Match, che è uno dei partner di Miss Italia. Terza classificata, Miss B-Match, qui a Casale Scodosia. La concorrente numero 9, Antea Scarsini di Porto San Grazio, provincia di Verona. Lei è ammessa alle finali regionali in Veneto di Miss Italia. Grazie Assessore. La seconda classificata si aggiudica il titolo di Miss Rocchetta Bellezza. Sarà premiata da Flavio Peggi, presidente del consorzio delle Proloco, e ringraziamo oltre al comune anche la Proloco perché è stata preziosa nel collaborare all'organizzazione di questa serata. Quindi il comune insieme alla Proloco hanno fatto davvero un lavoro straordinario. Grazie Presidente per tutto quello che avete fatto perché questa serata si potesse realizzare. Lo dirà sicuramente il Sindaco, ma il dia a nome di un po' tutto lo staff che ha lavorato. Seconda classificata, Miss Rocchetta Bellezza, è la concorrente numero 23, Gloria Marchiori di Salzano. Ora è il momento di premiare la prima classificata e qui rivorrei il Sindaco insieme a me. Il microfono è lì. Poi so che voleva fare un saluto, intanto poi andiamo con la premiazione. Se vuole aggiungere qualcosa lo farei subito, perché poi chiamiamo la nostra Miss ospite, chiamiamo Paola. A lei il microfono per il saluto. Certo, prima della finale della Miss Casale di Scrosia
Vorrei innanzitutto ringraziare tutti i volontari che hanno fatto in modo che questa serata riuscisse dai carabinieri, dalle domine Mongello, la protezione civile, gli Apoleoppo e i volontari di Apoleoppo. Grazie a tutti e adesso andiamo alla primazione. Grazie. Allora, io so che anche la Francesca dobbiamo chiamare per un omaggio, cioè, allora tengo io la fascia, sindaco, chiamiamo Francesca Toffanin e le consegnate su quale onore. Francesca Toffanin, Miss Veneto 2020, vieni qui con noi perché il sindaco ti vuole consegnare un qualcosa per te e quindi non possiamo passarci i microfoni, però insomma ha detto non me l'aspettavo, io traduco, è felicissima. Un applauso per Francesca, stai qui con noi per le premiazioni. Paola Rizzotti, adesso ritorno alla fascia al sindaco. Paola, un saluto, l'abbiamo citata più volte, adesso esce nel finale, diciamo sempre sì, vieni qui al centro e ti puoi togliere la mascherina. Come è andata Paola? Buonasera a tutti, l'emozione è grande Marcello, intanto grazie per aver fatto sì che quello che è una cosa che pensavamo da qualche anno, no? Di fare un appuntamento di Miss Italia in piazza si è realizzato, quindi grazie per questo motivo, ma soprattutto grazie perché per me personalmente, per tutta la famiglia di Miss Italia in Veneto, Casale di Scudosi è casa, nel senso che ci si ritrova, abbiamo perso purtroppo le strane abitudini del 2020-2021, però c'era tutta una serie di tradizioni, no? Il carnevale, il pranzo insieme, rivedersi con tanti amici, quindi grazie, è veramente un'emozione fortissima, prima perché abbiamo ripreso da qui, da dove avevamo lasciato, avevamo un conto in sospeso, quindi grazie a te, a tutti i tuoi assessori, i volontari della Proloco, ai tuoi ospiti giurati stupendi che veramente sono sempre così carini, precisi, e un ringraziamento mio personale che non c'entra niente, però alla ortofrutta che è qui a fianco, perché la signora prima, Simonetta si sono preoccupate per le ragazze, si sono preoccupati per noi, per l'acqua, ma avete bisogno della banana, quindi grazie. Non so se c'è, sei presente, però il mio ringraziamento personale perché è stata veramente gentilissima. Bene, grazie. Adesso noi chiacchieriamo, ci sono dietro 18 ragazze delle 17 che le abbiamo già premiate che stanno aspettando questo momento e quindi, cara Paola, siamo pronti per andare ad annunciare che Miss Casale di Scodosia 2021 è la concorrente numero 18, Beatrice Bassan di Mira, in provincia di Venezia, è lei! Voglio ringraziare ancora Ilaria, Laura, Francesca, Emily, Elisabetta, Amaya, Veronica, Benedetta, Andrea, Sara, Veronica, Natalia e poi ancora Ilaria, Alice, Emma, Gloria, Sara, Beatrice, Mayra, Susanna, Maria Sole, Serena, Gloria e Jennifer che sono state le grandi protagoniste di questa serata perché Miss Italia sono sempre e solo loro, queste straordinarie ragazze che si divertono, che si mettono in gioco. Ricordo ovviamente che le 6 prime classificate di questa sera accederanno di diritto alle finali regionali in Veneto di Miss Italia, ma ovviamente tutte le altre ragazze le aspettiamo nelle prossime selezioni perché Miss Italia non finisce per loro assolutamente qui, ma per tutte voi ragazze che siete in camerino che state ascoltando, mi dispiace che non siete qui insieme a noi, per voi Miss Italia assolutamente continua. Complimenti a Beatrice, grazie Francesca, grazie Paola, grazie Sindaco e soprattutto grazie a voi perché ci avete accolto in una maniera straordinaria e questo ritorno per noi ha veramente un valore molto molto importante che noi forse neanche riuscite a immaginare, per noi essere qui questa sera davvero molto grazie davvero Casale, ciao e buona estate, ciao a tutti da Michele, arrivederci alla prossima, grazie Mario Bonesi, G di Ferro Team, grazie ancora a Walter Parisotto, il fotografo ufficiale di Miss Italia e grazie a voi, ciao, buona serata.
Team, questa seconda tappa in Veneto è ufficialmente conclusa. Abbiamo qui con noi la vincitrice della seconda tappa qua in Veneto, Miss Casale di Scodosia, che ora si presenterà per noi. Sì, io sono Beatrice Bassan e vengo da Mira, ho 19 anni e nella vita sono una neostudentessa diplomata all'Istituto Tecnico Turistico di Venezia e sono molto emozionata di aver vinto il primo posto a questa selezione. Beh, veramente, veramente complimenti. Tra l'altro, vuoi sapere una cosa? Il nostro canale GD Ferro Team è nato proprio a Mira. E quindi noi abbiamo la sede ufficiale lì e quindi sei proprio una di noi. E quindi sì, faremo, penso, un mega articolo. Infatti vedi Mario oggi appunto ha la doppia telecamera appunto perché ha una delle sue compaesane qui con lui. Bene, sei contento allora di aver vinto questa fascia? Te l'aspettavi? Sì, molto. No, a dire la sincera verità no. E non me l'aspettavo. Prima volta che partecipavi a Miss Italia? No, la seconda. Beh dai, ti è andata benissimo comunque. Sì. Seconda volta, primo posto, direi che è andato da Dio. Pronta anche per la finalissima? Certo. Tanto non vediamo l'ora. Preparate a palla e ci vediamo alla finalissima. Vai pure tesoro. Bene, siamo qui anche con la quarta classificata di questa seconda tappa qua in Veneto e ora si presenterà per noi. Buonasera, io sono Francesca, ho 19 anni e vengo da Verona. Da poco mi sono diplomata in ragioneria e attualmente sfilo per passione. Attualmente pensiamo all'università? Esatto. Ecco, quindi vedete le nostre miss non sono solamente belle e talentuose, sono anche molto intelligenti, anche perché comunque ragioneria non è proprio una cosa molto soft da studiare, possiamo dirlo molto tranquillamente. Penso di proseguire in economia comunque. Beh, veramente, veramente complimenti. Sogno nel cassetto, oltre a quello di fare la modella che sta riuscendo più che bene? Vorrei realizzarmi dal punto di vista lavorativo e... Una donna imprenditrice. Certo. Assolutamente, la vedremo sulla copertina di Vogue, donne imprenditrici da un paio di anni. E perché no, viaggiare in tutto il mondo un giorno. Beh, questo qua penso sia il sogno più bello che si possa avere, anche perché il mondo è un posto meraviglioso e soprattutto appena finirà questo Covid potrai sicuramente iniziare. Esatto. Spero che presto riapriranno anche le discoteche per quest'estate. Beh dai, ci speriamo veramente molto, anche perché tu te lo dice una persona che comunque nel settore è già sempre un po' lavoricchiata. Ecco. Manca più a me che a chiunque, posso assicurartelo. Beh dai, comunque ti sei divertita, le tue esperienze le hai fatte e tra poco inizi l'università, quindi in bocca al lupo, ancora complimenti per la tua fascia. Grazie. Ci vediamo alla finalissima. Ciao. Amici GD Ferro Team, se non la conoscete potete tranquillamente disiscrivervi dal canale perché io non ci posso credere. È Miss Italia per il Veneto. Conduce la modella super conosciuta, quindi se non influencer, tra Grazie le altre mille cose. Fiorellino. Quindi, sei stata qua con noi stasera, grazie innanzitutto per essere stata dei nostri. Diciamo che io sono contenta di aver fatto la madrina questa sera alla seconda tappa, tra l'altro, di Miss Italia Veneto, con la fascia più importante di tutte per me, Miss Veneto. Sono tanti anni che comunque partecipo a Miss Italia e finalmente nel 2020 ho potuto comunque essere riconosciuta con la fascia di Miss Italia Veneto. Finalmente ti è stata resa un po' di giustizia. Sì, a tempo al tempo, io dico sempre. Tempo al tempo, il karma gira. Però è stato comunque un'emozione stare tra i giurati e ovviamente non votavo, però vedere le ragazze perché le vedi da un altro punto di vista. Beh, assolutamente, perché ricordiamo, lei l'anno scorso era al loro posto. Non so se vi ricordate che noi eravamo a Jesolo, che ti abbiamo intervistato, che aveva vinto appunto la tappa che poi gli ha dato l'accesso per questa finale. E esattamente, dopo te l'hai passata. L'anno scorso avevo vinto la prima selezione ed ero arrivata seconda, tra l'altro, e dovevo fare proprio questa qui di Casale di Scodosia, che poi è stata la prima tappa di tutte le Miss Italia in tutto il Veneto, cioè scusami, in tutta l'Italia, appunto ad essere rimandata. Quindi è stato un po' un onore tornare qui a Casale di Scodosia. Ti sei rifatta la serata praticamente. Infatti sono stata super contenta anche perché le ragazze erano tanto belle, devo essere sincera. Sì, infatti io non ho assolutamente mediato i giudici, non nemmeno so se io infatti fino all'ultimo avevo le idee confuse, però comunque si è resa giustizia. Io mi sono fatta il mio Toto Miss, ma il mio Toto Miss aveva 13 fasce, quindi vedi dalla mia difficoltà. Beh, poco, però ragazzi non si poteva fare altrimenti secondo me questa sera. Noi ragazze comunque siamo un po' di manica larga, come con i discorsi. Assolutamente. Amici, non skippate tanto avanti, che tra un'ora io e lei siamo ancora qua, ve lo diciamo. No dai, adesso a parte gli scherzi vi salutiamo, anche perché comunque abbiamo concluso tutti. Ci sono anche quelli del servizio che ci guardano per dire possiamo levare il banner. Esatto, stanno aspettando. Che ce la perché non vorrei mai far arrabbiare loro. Beh, noi vi ringraziamo di essere stati dei nostri, grazie per aver visto la diretta.
anche se è stata purtroppo brevemente interrotta, ma siamo riusciti comunque a vedere tutto e ci vediamo alla prossima tappa di Miss Italia Veneto e speriamo che tu ci sia anche con noi. Sicuramente ci sarò. Grazie. Allora alla prossima, Giulia. Alla prossima, ciao. Bene, siamo qui di nuovo con il nostro presentatore Patron. Prima ci avete visto nella diretta che l'abbiamo iniziata insieme io e lui e adesso concludiamo insieme questa serata. Commento molto a caldo, oltre al caldo che c'è. Bisogna anche dire che questa è stata una serata come è stata anche con gli insetti, perché è stata una serata pazzesca. Finalmente siamo tornati all'esterno. Sì, vuol dire che siamo tornati all'esterno. Esattamente, qui c'è la nostra Francesca, Miss Italia Veneto. Siamo almeno che siamo tornati fuori, ragazzi. E comunque la serata secondo me è andata molto molto bene, anche perché c'erano veramente 24 ragazze stupende, questo bisogna dirlo. Sì, era veramente molto bella Era serata, tosta. bel contesto, belle ragazze e tornare a Casale, come ho detto prima, a noi ci legava un ricordo così un po' particolare. E noi volevamo tornare questa sera, credo sia stato un premio bellissimo e la gente si è divertita perché poi noi lavoriamo Siete per tornati questo. letteralmente in bomba perché è stata una serata splendida e devo essere sincera, io non ho assolutamente invidiato i giurati. No, era veramente Perché molto difficile, cioè devo 24 essere sincera, ragazze di un livello, io ma no, sai, li ho invidiati. guarda, le ragazze capiscono la differenza a partecipare a Miss Italia, l'opportunità che ti dà questo concorso fa sì che tante ragazze comunque partecipino e comunque si presentano belle ragazze, ma soprattutto prendono questo concorso in maniera giusta, con lo spirito giusto, si impegnano, dimostrano davvero il meglio di loro stesse, però anche sempre con quello sfondo del gioco, comunque senza quella competitività esatto, senza la competizione assoluta. E poi noi ricordiamo a tutte le altre ragazze che non sono riuscite a passare questa sera che non è l'ultima possibilità. Assolutamente. Che potete no. ripartecipare tutte le volte che volete fino alla finale regionale, appunto. Quindi non dovete preoccuparvi, un posto c'è sempre. Le prime 6 questa sera accederanno alle finali regionali, quindi il primo scalino lo hanno fatto, ma adesso avremo altre selezioni dove vi aspetteremo e quindi ovviamente potranno rimettersi in gioco. E noi ogni volta che riusciremo sai che saremo qua con te. Quando volete, siete i nostri gratissimi ospiti. Poi Mario, come si fa a dir di no a Mario? Vedilo, dietro quella telecamera c'è il cavalletto con 3 piedi e Mario. Questo è un cavallo, noi abbiamo il tipico cavalletto, il quarto piede è Mario, con straordinario. i 3 piedi e poi abbiamo il quarto piede che è Mario. Ciao Mario, ciao. Bene, noi ti ringraziamo adesso. Grazie, vedi che cominciano a tornare, uscire le ragazze dal camerino con la loro fascia e incontrano i genitori. Poi è bella la soluzione qui a terra perché sei proprio a contatto col pubblico. Noi, questa è una soluzione che noi usiamo spesso, ti dà quel calore del pubblico, quella gioia davvero bella. Assolutamente, è una cosa molto bella, anche perché sai che sei hai più contatto, le vedi in maniera diversa. È bellissimo, è bellissimo. Ti ringrazio per aver concluso questa serata insieme a me. Grazie a voi, sono stanchissimo, ma un goccio d'acqua e poi si riparte. Pronti? E acqua, ovviamente di marca. Ma ci mancherebbe altro, Rocchetta. Altrimenti. Ragazzi, altrimenti non si vede. Ciao Giulia, grazie. Grazie a te per la serata. Bravissima, e grazie a voi che ci avete seguito. Ciao. Ciao amici. Amici, la serata si è ufficialmente conclusa. Abbiamo conosciuto la nostra prima classificata. Siamo anche riusciti a intervistare Miss Veneto dell'anno scorso, che purtroppo per ragioni di Covid non siamo riusciti a intervistare l'anno precedente. Vi ringraziamo tantissimo per averci seguito nella diretta, per averci seguito in tutto il video e ci vediamo alla prossima tappa di Miss Italia Veneto 2021. Un bacione e buonanotte.